Buonasera e benvenuti al Focus TG. Come sempre l'emergenza coronavirus apre il nostro telegiornale. Andiamo subito a sentire cosa ha detto oggi il presidente del Veneto Luca Zaia sulla situazione legata soprattutto al versante sanitario e a quello della quarantena a cui è sottoposto ormai da settimane il centro abitato di Vo. 20.000 assunti nella sanità, compresi specializzandi e operatori sanitari in pensione, e via libera al rientro al lavoro di quelli negativi al coronavirus, ma lo stesso in isolamento. Dalla sede dell'unità di crisi di Marghera, il presidente del Veneto Zaia accoglie con queste parole le decisioni prese a tarda ora dal Consiglio dei Ministri. Dico che questo decreto intanto coglie perfettamente l'istanza del Veneto. All'articolo 11 coglie l'istanza del Veneto in maniera molto pulita, didascalica, ovvero che tutti i lavoratori, quindi parlo dei medici, infermieri, OS e tutti quelli che lavorano nella sanità, ma direi in generale per i servizi essenziali, che hanno avuto contatti con persone positive ma sono negativi e non hanno sintomi, sono ammessi al lavoro con un protocollo che noi abbiamo già elaborato, che ci permette di dire che verranno tamponati, quindi verranno verificati nei giorni che mancano per finire l'isolamento fiduciario. Punto. Tutto qua. Stiamo parlando ovviamente di lavoratori asintomatici e negativi al test. Delle nuove assunzioni beneficerà anche il Veneto. Ne abbiamo già 500, la Sole Lanzanini ha mandato avanti le 500, ne facciamo ancora alla luce del decreto, appena verrà pubblicato noi siamo già pronti con i bandi. Non ultimo, ve lo dico così come cameo, anche un avviso, e questo è il messaggio che mando a tutti gli ospedalieri a casa, in pensione, che è previsto dal decreto, per dire: volete essere della partita come un riservista, adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Possiamo dedicarli ad esempio all'attività ordinaria, dedicando chi ha i muscoli più caldi perché è in partita tutti i giorni, a fare attività molto più complicate. Guardate, adesso il governo ha capito che questa è la strategia, è una strategia che il Veneto ha sempre suggerito fin dal primo giorno, vedo che adesso sta diventando realtà. Quindi le attrezzature per gli operatori sanitari. Abbiamo un camion che abbiamo sdoganato in Svizzera, è arrivato a Veggiano, adesso lo stiamo seguendo a vista, che ne ha 500.000 di mascherine dentro. Siamo riusciti a comprare queste mascherine. Stiamo spendendo milioni di euro in mascherine. Dall'altro abbiamo un ordine in itinere che arriva di quasi 2,5 milioni di dispositivi, poi occhiali e quant'altro. Abbiamo deciso stamattina di comprare anche non CE, cioè non a marchio CE, cioè mascherine non a marchio CE. Faremo magazzino perché nell'eventualità che ci sia emergenza, non c'è nulla, metteremo anche questo, e poi CE è un marchio nostro, cioè non è che il mondo va col marchio CE. I macchinari, i ventilatori per i reparti di terapia intensiva. Ne abbiamo comprati 36, ce ne sono altri 23 in arrivo, noi facciamo ordini, anche qui il mercato è asfittico. Ci sta, no? Con la macchina per la respirazione, cioè non c'è materiale sul mercato, ne viene fuori uno spaccato di questo paese che è inquietante, cioè noi non produciamo più nulla. In corso anche una ricognizione delle strutture ospedaliere dismesse per verificare la disponibilità di nuovi spazi qualora ce ne fosse bisogno. Infine il capitolo zone rosse, che Zaia considera superato come metodo per affrontare l'emergenza, a cominciare da quella di Vo. L'isolamento di Vo ormai lo consideriamo, la nostra unità di crisi lo considera superato, per cui vi informo che in tempo reale, mentre ve lo sto dicendo, sta già partendo la mia lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro Speranza e al Comitato Tecnico Scientifico per chiedere finalmente che Vo venga liberata. Avete sentito, il governatore del Veneto chiede che Vo venga liberata, e di Vo e dello screening che è in corso, il secondo tampone, lo ricordiamo, che è in corso proprio nella cittadina dei Colli Euganei, ci ha parlato Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova. Direi che sta rispondendo con grande entusiasmo e collaborazione. Già dalla prima mattina di ieri avevamo la fila di gente che aspettava di effettuare il tampone. Direi sono venuti tutti, anziani, bambini, famiglie, insomma, ecco, diciamo, è stata una cosa
una grande risposta della popolazione. Entro la settimana prossima l'equipe del professor Crisanti avrà a disposizione tutti i tamponi del secondo screening sulla popolazione di Vo. Si viaggia a ritmo di 1100 tamponi al giorno e la popolazione ha risposto in massa. Crisanti ha parlato anche dell'andamento dei contagi in Veneto. La nostra regione, dice, ha fatto bene a fare tamponi a tutti, anche alle persone asintomatiche. Io penso che la situazione del Veneto è probabilmente la fotografia più vicina alla situazione reale, per una ragione molto semplice, guardi, perché noi facciamo la diagnosi a tutti. Nelle altre regioni le persone malate telefonano e vengono invitate a rimanere a casa, viceversa noi facciamo la diagnosi, facciamo il tampone e verifichiamo se sono infetti a tutti. Il fatto che in Veneto ci sono l'infezione o l'epidemia sembra progredire più lentamente è proprio dovuto a questo fatto, che si fanno le diagnosi, si invitano le persone a rimanere a casa. È chiaro che se una volta si è fatta la diagnosi la persona è anche più responsabilizzata. Se uno pensa, telefona, fa conto, gli dice c'ho la febbre, c'ho la tosse, sì va bene, rimani a casa in isolamento. La persona non sa se è infetta o meno e quindi di fatto c'è anche un impatto sul comportamento. Viceversa, noi facendo la diagnosi a tutti, una volta che la persona sa di avere questa malattia ma in una forma lieve, se ne sta a casa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è detto che il coronavirus scompaia con l'arrivo delle alte temperature. Questa è un'infezione nuova e nessuno sa come si comporterà. Se uno vuole trarre dei paragoni e delle analogie con altre infezioni respiratorie, chiaramente uno si aspetterebbe che durante la fine della stagione primaverile e l'inizio dell'estate in genere diminuiscono, ma dobbiamo aspettare fine maggio, inizi di giugno prima di doverci aspettare un calo dovuto alle condizioni ambientali. Io penso invece che prima di aspettare questo calo bisogna agire con determinazione. E se uno dei poli più importanti di questa emergenza è quello ospedaliero, l'altro polo che soffre terribilmente quello che sta succedendo in Veneto è quello del lavoro e prima di tutto il comparto turistico. Esempio lampante di quanto sta succedendo è un albergo vicino all'aeroporto Marco Polo dove sono fioccate disdette in un numero davvero impressionante. Mi è andato in stand-by, diciamo, il nostro programma che è delle prenotazioni. Il giorno dopo, che questo era la domenica, il giorno dopo, il lunedì, quando l'abbiamo riattivato, c'è stata una cancellazione di circa 1200 camere in un giorno e mezzo. 1200 camere disdette in un giorno e mezzo a causa del coronavirus, un fenomeno proseguito poi anche nei giorni successivi, annullando prenotazioni che arrivavano fino all'estate. Se non è un record, poco ci manca, ma la situazione dell'albergo di Hotel Logaggiato a 2 passi dall'aeroporto internazionale Marco Polo è tutt'altro che isolata. Praticamente lei non ha più clienti? No, noi qua purtroppo clienti nostri sono talmente pochi che si contano proprio in una mano. Il problema nostro è l'aeroporto, purtroppo non ci sono più voli, basta guardare i nostri schermi e ci sono cancellazioni in tutti i momenti. I display collegati col Marco Polo raccontano un traffico aereo che non è certo quello del terzo scalo italiano. Sopra Tessera in effetti si sentono passare pochi aerei e le strade, usualmente trafficatissime da e per l'aeroporto, sono praticamente vuote. Hotel Logaggiato ha dovuto chiudere il ristorante e passeggia per i piani deserti del suo albergo. Poco importa se si tratti di suite o camere normali, quasi tutte le stanze sono libere. Siamo 72 anni che siamo qua e rimango aperto. Anche con 5 clienti non me ne frega, io rimango aperto. Noi non abbiamo avuto mai crisi, anche quando c'è stata crisi a Venezia e così via, anche con l'acqua alta ultimamente, noi non avevamo crisi. Purtroppo qua è una tragedia. A parte l'estate, questo albergo lavora soprattutto con una clientela cosiddetta business, non visitatori, ma gente che veniva in Veneto per affari e ora non ci viene più. Indice che in sofferenza non c'è solo il comparto del turismo. Mi auguro di sbagliarmi, ma secondo me andrà avanti tutta l'estate. Io voglio dire solo una cosa, bisognerebbe parlare un po' meno di morti e parlare un po' di più di quante persone si salvano. Tutto qua. Avete sentito il commento dell'operatore, non è solo il turismo, è davvero tutta l'economia che rischia di essere gravemente colpita dall'emergenza coronavirus. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, torniamo fra poco.
Bentornati a Focus TG. Parliamo naturalmente dell'emergenza coronavirus. Noi stiamo facendo parlare le categorie economiche, gli imprenditori, gli operatori, stiamo facendo parlare tutto il Veneto che lavora e che si sta occupando di questa emergenza. E abbiamo sentito anche i farmacisti. Ecco cosa ci hanno detto. Tempo di coronavirus, tempo di incertezze, di paure e tantissime domande. Spesso i primi ai quali ci si rivolge sono proprio i farmacisti di fiducia. Ci chiedono spiegazioni, ci chiedono informazioni, consigli per affrontare meglio in sicurezza questo momento difficile. In questo momento stiamo potenziando tutti i dispositivi igienici in farmacia in maniera tale da rendere l'ambiente anche aerato molto spesso e sia più sano possibile. Voi indossate mascherine? Noi non indossiamo mascherine al momento, però attuiamo tutte quelle che sono le indicazioni che le autorità sanitarie ci stanno dando. Momento molto delicato per la categoria, ci conferma il presidente di Federfarma Veneto, che vede i farmacisti prodigarsi nel rassicurare i propri clienti. Uno che ha un problema si può rivolgere in farmacia e non soltanto per ottenere quei presidi che aiutano l'igiene, ma anche per avere un consiglio, a volte anche per tranquillizzarsi anche un pochettino, perché poi un messaggio importante è quello che dobbiamo prendere questa cosa con molta attenzione ma senza troppe paure. Abbiamo visto fin qui le ricadute dell'emergenza coronavirus su turismo, sanità, salute e ora andiamo a vedere cosa succede alla giustizia. L'indicazione a livello centrale è un'indicazione che io percepisco come molto utile. Era atteso tanto dai magistrati quanto dagli avvocati l'intervento del governo sul fronte della giustizia. Tribunali, luoghi a rischio diffusione del virus, da più parti si era invocato un provvedimento a tutela di addetti ai lavori e pubblico. Il rinvio fino al 31 maggio delle udienze meno urgenti viene salutato con favore da chi lavora a Palazzo di Giustizia, come conferma il procuratore capo di Treviso, Michele Dalla Costa. Finalmente c'è stata un'indicazione, dal centro, perché in questa situazione, che è sicuramente condita da un affastellamento di notizie più o meno verificate, più o meno verificabili, avere delle indicazioni precise e uniformi sul territorio nazionale o comunque sul territori che sono gravati da questa emergenza era quello che tutti ci aspettavamo, perché si fa presto a dire deleghiamo i capi degli uffici a provvedere, ma provvedere in che senso nel momento in cui non è consentito, e mi sembra in maniera sacrosanta, la chiusura totale dell'attività giudiziaria. Quindi ben vengano provvedimenti organizzativi unitari. Per il capo della Procura trevigiana non si devono temere le conseguenze del rinvio dei processi. Sicuramente si verificherà qualche ritardo, ma non credo che limitare l'attività giudiziaria per un congruo periodo di tempo con la sospensione degli eventuali termini a garanzia dello Stato, a garanzia delle persone offese, a garanzia dell'imputato, perché sono tante le parti che entrano in gioco in un processo, sicuramente non comporterà dei grossi scompensi. Si parla dunque di rinvio dei procedimenti riferiti ai reati meno gravi, ma Dalla Costa il distinguo non convince. Io sono sempre stato molto contrario a fare delle graduatorie, perché dietro un reato c'è sempre una vittima, c'è sempre un qualcuno che paga la commissione del reato. Quindi andare a fare a priori delle categorie e dire ma tutti questi reati sono di serie B, tutti questi invece sono di serie A, secondo me è sbagliato. Ci vuole una lettura intelligente delle norme che deve essere condotta, secondo me, in maniera intelligente, in un concerto di idee dell'avvocatura, della magistratura inquirente e del giudice. Ora andiamo a vedere la politica, perché Arturo Lorenzoni, candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali, in questo momento di emergenza coronavirus ha deciso di scrivere al governatore del Veneto Luca Zaia facendogli una proposta. Egregio Presidente, tra qualche mese si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. La campagna elettorale non può ora entrare nel vivo. Comincia così una lettera aperta di Arturo Lorenzoni al governatore Luca Zaia. Lorenzoni, vice sindaco di Padova e candidato scelto dal centro-sinistra per le regionali, ha deciso di inviare un messaggio al Presidente della Regione per chiedere un incontro e mettersi a disposizione in questo periodo di grande emergenza per il Veneto.
Molte persone mi stanno sottoponendo punti di vista importanti e manifestando specifiche richieste. È una fase di grande difficoltà e sono convinto vada affrontato in modo unitario, scrive Lorenzoni. Un'emergenza di queste dimensioni e di questo impatto nella vita quotidiana di tutti i veneti, sia su un piano di salute che su un piano di ricadute economiche, può essere affrontata solo tutti insieme con spirito di comunità e collaborazione, continua il candidato, espressione del centro-sinistra, invitando Luca Zaia a lasciare da parte le divisioni politiche e proponendo un incontro per affrontare al meglio questa fase, coinvolgendo tutte le parti plurali della società veneta. Una società, conclude Lorenzoni, che nessuno può pretendere di riassumere integralmente anche al di là del ruolo necessario e da rispettare delle rappresentanze istituzionali. Avete visto poco fa il nostro servizio sull'albergo vicino all'aeroporto di Venezia e il calo drastico dei voli e dei collegamenti sta facendo pensare alle autorità di chiudere temporaneamente l'aeroporto di Treviso per dirottare tutto su quello veneziano. Un drammatico calo del traffico aereo in tutti gli aeroporti, Marco Polo e Canova quasi deserti, una situazione che sta mettendo a dura prova l'intero comparto. Certo che non possiamo non nasconderci che la situazione è drammatica, un calo di 70%, 80% di traffico nel giro di 10 giorni, ecco, il mondo è cambiato in 10 giorni. Ora dobbiamo chiederci quanto durerà questa situazione. E dopo riunioni fra sindacati Save e Air3 si stanno valutando alcune possibilità come quella di chiudere temporaneamente il Canova. Treviso e Venezia sono tutte due situazioni molto difficili tutti e due. Ora noi stiamo ragionando, però non so quale sarà la decisione perché c'è tutto il manager che sta facendo le analisi e non so se la decisione sarà di mantenere aperti i due aeroporti o di chiuderne uno per ottimizzare il traffico. Se questo avvenisse, spiega Enrico Marchi, si tratterebbe di una chiusura ovviamente temporanea già sperimentata, fra l'altro, durante proprio i lavori dell'aeroporto trevigiano, ma bisognerà attendere la prossima settimana per capire cosa accadrà, anche se sembra scontato un ulteriore calo di passeggeri. L'ondata di disdette delle prenotazioni ha travolto davvero tutti gli aeroporti italiani e, spiega Marchi, si stanno predisponendo delle misure per far fronte a questa emergenza. Abbiamo fatto anche questo, ci siamo preoccupati, primo di fare in modo che ci sia una sostituibilità delle squadre, nel senso che se abbiamo un gruppo di persone all'interno delle quali verifica un caso di contagio, non è che ci ferma all'aeroporto. Quindi abbiamo lavorato per organizzare i turni sia della parte impiegatizia sia della pianta operativa del terminal e fare in modo che le squadre siano indipendenti e che se all'interno della squadra si verifica un contagio non è che stanno a casa tutti. Il nostro obiettivo, spiega, è la tutela di chi lavora all'interno della società e fra i provvedimenti quello di utilizzare le ferie, i permessi arretrati e il taglio degli straordinari. Nel caso, termina Marchi, questa emergenza dovesse continuare a lungo, si dovrà pensare anche alla cassa integrazione. Facciamo una breve pausa, ci vediamo fra poco.